Seconda parte di 7 in punto, do il buongiorno a Micaela Scapini, buongiorno e benvenuta, collega giornalista, ma oggi è qui con noi in veste di scrittrice. Il tuo secondo romanzo, scusate per il disturbo dopo Svegliati, sono le 9. Scusate per il disturbo, è un romanzo che io credo abbia una valenza molto importante perché sottolinea ed evidenzia il ruolo della memoria come elemento fondamentale per anche convivere con il dolore e elemento fondamentale per dare, se vogliamo, anche eternità alla nostra esistenza. Adesso i telespettatori a casa diranno: ma questa mattina che temi profondi affrontano? Però io credo che tu sia riuscita, ed è il motivo per cui tu sei qui oggi, con Scusate per il disturbo, raccontando la vicenda, la storia di 3 generazioni di donne, a comunicare qualcosa che ci riguarda un po' tutti quanti, perché tutti passiamo attraverso il dolore e tutti forse nella memoria possiamo trovare la risposta a lenire questo dolore. Sì, il tema principale appunto è la memoria come una valenza, come un elemento importante per la vita di ciascuno, non solamente la memoria storica di un popolo, ma anche la memoria familiare, quindi quello che ciascuno di noi raccoglie durante la propria vita. Però cosa succede se non c'è più memoria? C'è un vuoto, c'è un vuoto, una nebbia che rende la vita più vuota e più difficile. E la protagonista Adele, che è una di quelle 3, che fa parte di una di quelle 3 generazioni di cui parli, di donne, pensa di scrivere tutto su un diario per poter far sì che i suoi ricordi siano impressi su di un foglio e lasciare la memoria storica della sua famiglia alla figlia per dare una continuità. Quindi la memoria come elemento che permette la sopravvivenza alla materia fondamentalmente. Nel tuo libro, in questo Recuperare la valenza della memoria, lo affronti un aspetto che è quello della demenza senile, quindi usi uno strumento molto coraggioso, perché la memoria da recuperare, ma legata al dramma e quindi anche la sottolineatura di chi improvvisamente rischia di perdere la memoria, ed è una cosa che può succedere a tutti noi, perché appunto purtroppo la demenza senile e l'Alzheimer sono malattie in aumento, e affronti questo tema della memoria, della demenza senile con una leggerezza, proprio con una serenità d'animo che l'ho trovata particolare. Come sei riuscita appunto a mettere insieme questi elementi così forti e a esprimerli in maniera anche così immediata, ma proprio perché immediata, autentica, anche accettabile? Beh, la cosa particolarissima per me è che l'anziano è come un bambino, ha una delicatezza, una purezza in sé che traspare nella sua maniera di essere, di comportarsi e di mostrarsi all'esterno. Adele, io ho immaginato Adele come una signora anziana di 75 anni che trova appunto nella scrittura l'elemento attraverso il quale affrontare questa malattia, che non confida ai familiari perché non è mai stata abituata ad essere di peso la famiglia. Lei ha sempre lavorato per il marito, lavorato in casa per il marito, lavorato per la figlia, quindi è sempre stata prima moglie, poi madre e poi donna. In questa situazione ho immaginato la figura di Adele come una figura di una donna tenera, anziana, che prende questo quaderno ed inizia a scrivere con una calligrafia molto, molto delicata, proprio da persona anziana, molto rotonda, le sue memorie, e con anche una certa difficoltà perché non è abituata alla scrittura, non ha una grande diciamo, cultura, lei si definisce ignorante in quanto ignoro, e quindi è una figura delicata che affronta la sua mancanza di memoria non in maniera tragica ma in maniera consapevole. E utilizza appunto
i suoi ricordi e i ricordi anche di una cugina, per trasmetterli alla figlia che vive lontano e non ha vissuto tutto, cioè non c'è stato tempo alla fine per Adele, per la figlia, di raccontarsi, ed anche questo è un elemento molto importante del libro, la mancanza di tempo per ascoltare gli altri. E infatti la figlia poi scriverà: io prima ero impegnata a studiare, poi ero impegnata ad uscire e alla fine non ti ho ascoltata. Alla fine non ti ho ascoltato e mi mancano pezzi della mia vita che tu adesso mi hai raccontato e che mi aiutano comunque a capire da dove arrivo. È questo fondamentalmente il filo che lega. Cioè, io sono quello che sono perché ho la storia della mia famiglia alle spalle, ciascuno di noi ha una storia. Che è la vera eredità poi. Ed è la vera eredità di ciascuno di noi, ed è da lì che ognuno sceglie quello che vuole diventare. Però il tuo romanzo affronta su vari livelli tante questioni con estrema delicatezza, perché tu nel descrivere Adele, questa donna che va sia in avanti, quindi la figlia e la nipote suppongo che sia una donna di 75 anni contemporanea, ma va anche nel ricostruire la storia della propria famiglia, va all'indietro, andando a ripescare anche le storie complicate, le storie intricate che c'erano anche nel secolo scorso, e con estrema delicatezza quindi fai emergere tante questioni che all'epoca in cui non sono avvenute non si potevano dire. Quindi anche un'analisi molto lucida, un quadro molto lucido di quello che avveniva nella società, no? Quindi anche questo tentativo in Adele, ma anche nella mamma di Adele, di emanciparsi in alcuni ruoli con la fatica che i loro tempi imponeva, che era più magari un'idea di emancipazione, che poi nel passaggio di generazione in generazione, emancipazione della donna, credo che non sia un caso poi, no? Che le protagoniste siano un po' tutte donne, sì. Arrivano progressivamente. Infatti tu hai detto bene, ci sono 3 generazioni di donne che sono le protagoniste reali di questo. L'uomo è in secondo piano non perché è uomo, ma perché la centralità del racconto è al femminile. 3 donne, la mamma di Adele principalmente, la donna di casa, dedicata alla famiglia, che allaccia le scarpe al marito, che gli pettina cosa che non si può sentire oggi. Però io ricordo leggendo il libro che mia nonna faceva questa cosa a mio nonno, e lo faceva con un afflato che minimamente non lo riteneva un qualcosa che le desse la sua dignità. Era la maniera per manifestare al proprio uomo la dedizione e l'amore della donna che rimaneva a casa. Lucidare le scarpe, metterle a posto, pettinarlo, mettergli a posto la cravatta. Già questo vacilla in Adele, ad esempio, perché lei dice: io ho scelto di rimanere a casa, di essere prima di tutto moglie, però adesso a 75 anni mi chiedo se forse non ho sbagliato, perché ci sono termini, blog, Twitter, Facebook, spendi review, che non capisco, che cerco di inseguire queste cose, cerco di adeguarmi, ma non ce la faccio. Però c'è la figlia, la nuova generazione che invece è emancipata, è andata a vivere a Milano, lavora nel settore della moda, ha una figlia, ha deciso di lavorare fino all'8º mese, gestirsi da sola la gravidanza, però telefona 5-6 volte al giorno alla madre. Esattamente, quindi comunque questo legame comunque forte con la madre, questa voler staccarsi ma allo stesso tempo essere legate con un cordone ombelicale che alla fine è un cordone ombelicale che non si dissolve con l'oblio, con la perdita della memoria, perché dice Adele, l'amore è fluido e continua nel tempo attraverso te e attraverso mia nipote Francesca. Anche la nostra trasmissione è fluida, la regia mi segnala preziosamente che devo dare spazio alla pubblicità. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Scusate per il disturbo, un romanzo di Micaela Scapin con cui, al di là della storia di 3 generazioni di donne veneziane, si racconta il valore della memoria, questo elemento che in qualche modo eternalizza la vita, e anche il profondo significato affrontato in maniera molto delicata di quelle che sono le conseguenze delle demenze senili. Si parla tanto di Alzheimer, si parla tanto
di morbo di Parkinson, ma sempre in maniera scientifica, senza andare a analizzare dal di dentro la sofferenza di colui che ne viene colpito e anche come può stravolgersi la vita di un gruppo familiare che però attraverso magari un quadernetto e una penna in qualche modo riesce a mantenere questo filo sottile di collegamento con i propri cari. E tutto espresso con estrema delicatezza, per cui hai utilizzato un romanzo, quindi una storia inventata, per evidenziare due aspetti molto forti. Cioè, questa idea come ti è venuta? Perché è il concetto in sé di cosa rimane dopo, fondamentalmente. A un certo punto mi sono detta, ma se mi dovesse succedere qualcosa, chi recupera le fotografie, i bavaglini, i calzini di mia figlia che sono sparsi per la casa? E là mi è venuta questa idea. A me il scrivere è sempre piaciuto, ho scritto appunto il primo libro, di creare questa storia di questa donna che raccoglie tutto all'interno di una scatola, fondamentalmente. Ovviamente c'è qualcosa, c'è un po' di autofiction, c'è un po' di vissuto, perché comunque la demenza l'ho vissuta in qualche maniera, l'ho sperimentata. Posso fare una digressione proprio su questa cosa dell'autofiction? Sì. No? Penso questa è la domanda proprio alla scrittrice e anche alla giornalista. C'è sempre un dibattito letterario in corso tra chi dice che un romanzo, un qualsiasi prodotto letterario non può prescindere dall'esperienza personale, perché solo l'esperienza personale metabolizzata ti permette di scrivere di qualcosa in maniera letteraria, quindi anche artistica. Quanto l'autobiografia è un elemento che non può prescindere, quanto invece l'autobiografia va demonizzata, perché tu hai parlato di autofiction. Che cosa intendi con questo termine? Autofiction significa appunto ciò che prendi dalla tua esperienza personale o dalle esperienze che comunque si vive con gli altri nel quotidiano, e la parte romanzata, quindi una parte di vita vissuta o che comunque filtri, perché comunque siamo tutti dei filtri, possiamo avere delle esperienze nostre ma anche vivere delle esperienze di altri e raccontarle attraverso un film, attraverso un quadro, attraverso un libro, attraverso una musica, e poi creare quello che è il romanzo vero e proprio, quindi un libro che parte o che ha qualcosa di vissuto per poi essere proiettato verso il mondo della fiction, della fantasia, del romanzo, fondamentalmente. Tornando appunto alla storia, perché hai scelto come protagoniste delle donne? E poi perché questo tema così forte l'hai inserito in una finzione? Perché forse è un modo anche per raccontare le cose con leggerezza, perché il fatto di raccontare le cose con leggerezza e disincanto non vuol dire dare poco valore e peso alle situazioni, ma forse aiuta a viverle meglio. Io penso che ci sono molte persone che non esternalizzano o che comunque tengono dentro il dolore, o che lo vedono in maniera completamente negativa. Ci sono molte persone che vivono la demenza, come anche il lutto, come un punto di fine, e invece dal mio punto di vista non è un punto di fine ma un punto di inizio, perché comunque, come dice stesso Adele, è un'esperienza fluida, un amore fluido, e quindi nulla scompare con la materia, ma si può comunque sopravvivere al dolore aggrappandosi, ma non è il termine esatto, aggrappandosi, dando valore alla memoria, ai ricordi, creando un'eternità, fondamentalmente.
Io leggendo il tuo romanzo ho avuto questa immagine proprio verso le ultime pagine del libro, tra l'altro Michaela Scapin, scusate per il disturbo, la Toletta Edizioni, sono 160 pagine, quindi è una cosa molto, molto rapida ma che è scritta con uno stile incisivo, incalzante, anche insomma, che prende. L'immagine finale, no, di questa scatola dei ricordi che poi alla fine è anche il taccuino dove Adele mette tutti i ricordi scritti, che improvvisamente si apre nella figlia, è come se i ricordi tornassero dentro te stesso, è come dalla scatola e quindi è questa la fluidità di cui dici, per rinascere poi in un proseguio di continuità. I ricordi sono qualcosa di materiale, ma sono qualcosa che è importante per ciascuno di noi. Ciò che è importante per me può essere meno importante per te. Non è importante il valore del ricordo, se è una cosa preziosa o un anello con d'argento, con del colorato d'azzurro, o una fotografia o un oggetto qualsiasi. L'importante è il valore del ricordo in sé. Quindi e anche l'evocazione, il fatto che comunque ci siano degli elementi che ci aiutano a rivivere una situazione. Pensiamo solamente al cibo. Il cibo in sé evoca dei momenti precisi, una musica, infatti ci sono degli elementi evocativi, il cibo, il profumo del cibo, ad esempio del bollito, del sugo, la mattina dalle 9 alle 10, cioè quello che fa praticamente imbestialire tutti i condomini adesso. Adele lo faceva abitualmente e poi la figlia lo ricorda la peperonata, il bollito misto per i tortellini a Capodanno, la musica suonata sul giradischi dal padre, quindi tutte cose che possono essere oggetti ma anche elementi che possono portare a una valenza, un profumo, anche un profumo, un'immagine, e ognuno dà un peso diverso fondamentalmente. Questi elementi che tu hai appena descritto, da un punto di vista proprio della scrittura, sono una tecnica oppure, perché dicevo una scrittura molto incisiva, molto rapida, paratattica, che è un po' il nuovo modo di comunicare che abbiamo, però la descrizione per esempio del sugo che bolle in pentola ti dà questa immagine sensoriale, emozionale molto, molto forte. Questa è una tecnica oppure è proprio la tua cifra stilistica, che hai bisogno di dare autenticità e semplicità alle cose, ma che poi nella loro autenticità e semplicità hanno una potenza evocativa che colpisce il lettore? Forse è proprio la mia maniera di essere che traspare dalla scrittura, cioè il fatto di essere semplice, umile e allo stesso tempo raccogliere le cose, il valore delle cose per quello che sono veramente, fondamentalmente questo. Però anche coraggiosa, perché ripeto, i temi affrontati sono temi, non è la storia di 3 generazioni che affrontano la malattia, è la storia proprio della memoria che riguarda tutti e del fare i conti con l'aldilà, del fare i conti di cosa saremo. Cioè. La cosa che è importante è non è un libro triste, nel senso che è un libro molto delicato, questo libro, è vero, perché nella sua stesura però il titolo è Scusate per il disturbo, quasi tu ti vuoi scusare con il lettore? No, perché è il termine che viene più utilizzato dagli anziani. Scusa, cioè gli anziani sono scusa se ti disturbo, permettimi una cosina, ti devo dire una... Gli anziani sono molto delicati, hanno sempre paura di essere invadenti, di dare disturbo. E Adele, quando scopre appunto della malattia, non avendo mai disturbato nessuno in famiglia, non avendo mai creato problemi o nemmeno per un'influenza, dice scusate per il disturbo che vi arrecherò. Io vi sto tradendo perché ho impiegato tutta la mia vita per essere una madre brava, presente, una moglie fedele e diligente nello svolgere tutti i compiti per casa, di casa, e adesso vi sto creando questo disturbo.
Tu hai descritto con immediatezza, no? Perché spesso noi trattiamo di queste patologie, l'Alzheimer in primis, però tu hai fatto un quadro di proprio come si trova a vivere la persona che ne viene colpita e la sua famiglia. Ad esempio ci sono dei passi dove Adele dice alla figlia: se sarò aggressiva, se ti risponderò male, se non ti riconoscerò, tutte quelle che purtroppo sono le evoluzioni di questa malattia, ricordati com'ero, no? Quindi fai un quadro molto, molto lucido, anche molto cruento di quello che avviene. Quanto è importante per te che ci sia questa consapevolezza, al di là del pietismo, anche da parte dei familiari, rendersi conto che alle volte la situazione è insostenibile? Però attraverso, io penso agli scritti di Adele dove dice: quando sarò così ricordati com'ero, quasi a ricordare non è colpa mia, non è la mia responsabilità. Sì. Quanto appunto questa percezione, questa consapevolezza può essere utile a chi si trova a vivere una situazione di questo genere? La questione è proprio cioè si è disorientati perché è una situazione nuova, perché trovi una figura di un parente, di un caro, di una persona che abitualmente era una persona molto amorevole, che è completamente diversa da quello che era una volta, imprevedibile, pesante, e tantissime volte la persona che, parlando anche con persone che hanno avuto i familiari effetti appunto da questa patologia... Ecco, hai dovuto fare una ricerca per riuscire a delineare con questa precisione specifica attraverso pazienti? Ci sono, ha fatto dei dialoghi con delle persone appunto che hanno avuto i genitori o comunque i parenti affetti di Alzheimer, di demenza, e poi ovviamente ho anche l'esperienza personale, e in tutti i casi c'era questo senso di disorientamento fondamentalmente. Ma lei, che è una persona così buona, adesso è diventata così cattiva, ma in realtà è l'evoluzione della malattia. È l'evoluzione della malattia. Un'altra cosa è molto interessante che si percepisce nell'analisi, nella lettura di questo libro, il ricordo è anche molto legato a Venezia e a delle località. Anche Venezia è una vecchia signora, un'anziana signora di cui non bisogna dimenticare le fattezze? Assolutamente sì. Anzi, Venezia va pari passo con la vita di Adele e di suo marito. Adele dice: stiamo invecchiando come Venezia e assumiamo gli stessi colori di Venezia. Quando c'è la nebbia siamo un po' annoiati, siamo malinconici, siamo lenti come lenta Venezia che scorre con i suoi vaporetti, siamo confusi come tantissime volte è confusa Venezia con queste orde di turisti. È una vita che va a pari passo, contrariamente alla figlia che invece è a Milano e quindi ha tutto uno spaccato completamente diverso, una vita completamente diversa, però è sempre legata molto alla città. Del salso, all'umidità. All'umidità. Che cosa significa Venezia per te? Perché anche nell'altro libro, se non ricordo male, c'è un grande tributo descrittivo a Venezia, che è la tua città natale, sì, se non sbaglio. No, io non sono veneziana. No, però l'hai vissuta. Sì. L'hai vissuta. Che cosa significa appunto Venezia? Venezia è la mia memoria, fondamentalmente, perché è da lì che arriva la mia famiglia ed è quello spaccato di mondo dove mi sento sempre a casa, sempre bene, sempre a mio agio, e è quel posto che mi affascina continuamente e che è sempre lì fondamentalmente, che ti aspetta. Ti aspetta, però da cui anche fuggire, perché se non ricordo male anche in Svegliati solo le 9, sì, le protagoniste giovani, la protagonista giovane scappa da Venezia. Sì, che era tutto un altro tipo di sì, storia. Assolutamente, giovane, non era proprio il fatto... un po' più ribelle. Sì, però c'è questa necessità, no, di scappare un po' non so se il grembo materno si può identificare Venezia. In quel caso lì, no, in quel caso lì la protagonista scappava per ritrovare la sua identità di donna. Ma il rapporto proprio con il luogo? Il luogo Venezia è la stabilità, l'acqua,
l'acqua, il grembo materno, e in questo caso, nel caso appunto di Svelti Solone 9, la protagonista se ne andava a Madrid, quindi Eldorado, cioè una realtà completamente diversa, una Las Vegas quasi emozionale, con i suoi mercatini, la musica, la vita notturna, le tapas, quindi quasi due poli dell'identità. Una stabilità, grembo materno, invece Madrid, nuova Eldorado, nuova vita, nuova ricerca, nuovo essere diversi fondamentalmente. Mentre qui Venezia e Milano? Venezia e Milano sono i due, anche in questo caso la scelta di Milano per la figlia è una scelta fondamentalmente di stacco. Venezia lenta, Milano veloce, Venezia acqua, Milano strade, traffico. Infatti Adele lo dice, tu hai scelto di vivere in una città per seguire la tua strada, perché comunque qui non avresti potuto fare quello che volevi, lavorare nel settore della moda, e ti organizzi in una vita caotica, dove i rapporti umani forse alle volte sono molto più difficili rispetto a Venezia. A Venezia, se vai in un bar, è un... A Venezia c'è ancora il senso del tempo? Assolutamente sì. Che poi quello è il messaggio che lascia la mamma alla figlia, no? Sì, è un'isola, ma non un'isola nel senso di isola, è un luogo dove ci sono ancora rapporti umani, dove è possibile comunque, perché è più facile, è un contesto molto più semplice, più umano, ed è molto bello camminare. Non dico tranquillamente, perché comunque lavorando a Venezia i tempi sono sempre molto, molto stretti, però vivere la città, guardarsi attorno, cioè pensate solamente a stare in macchina a Milano in fila per un semaforo, davanti a un semaforo, e camminare a Venezia. C'è un'attenzione per i luoghi, ed è un elemento che credo sia una componente anche quando tu scrivi. Adesso proprio la domanda è sempre un po' alla tecnica e alla scrittrice. Cioè, Venezia, ma ci sono anche altri luoghi, no? C'è la montagna, c'è il mare. Quanto è importante anche descrivere i luoghi in una storia? Questa è una storia di una vita alla fine, e la vita è fatta di luoghi. Se non sbaglio, una parte intima nei tuoi romanzi, molto forte, e c'è altrettanto un'altra parte descrittiva molto forte dei luoghi. È come se tu il tuo film lo girassi sia negli studios che però anche negli esterni, ma esterni veri, un tramplay, ecco. Perché alla fine, cioè, la vita è io ad esempio, una parte che mi piace molto di questo testo è la parte in cui lei si trova seduta su un tronco, Adele si trova seduta sul tronco in montagna, a Gaglio, che io personalmente conosco bene come città, perché ci ho vissuto nell'adolescenza, ci trascorrevo appunto le vacanze, ed è molto tenera. Ed è la tenerezza della coppia, cioè lei con suo marito, descritti con il loro vestiario, che anche in questo caso l'oggetto ha importanza. Ho la maglia bianca che mi hai regalato tu, dice Adele alla figlia, e descrive la loro vita come questo viale di montagna, questo sentiero di montagna, e loro sono mano nella mano, marito e moglie, mano nella mano. Alle volte tuo padre è più avanti di me, alle volte sono io, alle volte siamo pari passo, cioè, camminiamo di fianco io e lui, e simboleggia la vita alla fine. Infatti lo dice anche in alcuni passaggi: vorrei mancare prima di lui, o vorrei mancare dopo di lui. In questo caso il luogo è la vita del personaggio alla fine, costituisce una parte della vita del personaggio essenziale. Leggendo questo libro si fa un po' pace, no? Con i tanti interrogativi che ciascuno di noi si pone, no? Sull'essere e sull'esistere. Tu scrivendolo hai trovato una tua pace, il frutto di una pace, di risposte che ti sei data, o... Forse è stato liberatorio, questo sì, però è un percorso che penso sia un percorso che tutti quanti fanno nella vita, fondamentalmente, ed è un invito ad affrontarlo con il sorriso. Io ringrazio Micaela Scapin. Prossimo romanzo? Il prossimo romanzo farà ridere.
Lo prometto. E con questo sorriso io concludo questa puntata di 7 in punto. Vi ringrazio per averci seguito durante la giornata, l'edizione del TG. Scusate per il disturbo, Micaela Scapin, La Toletta Edizioni. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.